Recentemente si è svolto uno scontro tra titani, Carlsen contro Anand, due giocatori che hanno disputato tra di loro un match per il titolo mondiale. Di fatto, vincendo contro Anand, Carlsen è diventato campione del mondo per la prima volta. Adesso questi giocatori hanno giocato, Anand, che è ora un po' più anziano rispetto a Carlsen, ma è sempre fortissimo, tra i giocatori più forti al mondo. Hanno giocato questo torneo semilampo a Londra, dove è stato giocato in inglese, e a questo punto il bianco ha aperto con D4 e dopo E6 e 4 abbiamo trasposto anche in una siciliana chiusa, in un Marozzi. Il nero gioca alfiere B4. Questa posizione può originarsi anche per esempio dalla seguente siciliana, per esempio dalla Taimanov, dove qua è possibile giocare C4 contro la Taimanov. Su cavallo F6, cavallo C3, alfiere B4, si entra in una variante per un'altra trasposizione, è la stessa, no? Una variante che sia attraverso l'ordine di mosse dell'inglese sia attraverso l'ordine di mosse della siciliana Taimanov era sempre stata ritenuta innocua per il nero. Probabilmente lo è ancora a gioco corretto, ma il nero deve essere preciso. Ora Carlsen ha giocato cavallo per C6, B per C6, alfiere D3 e 5 ha giocato il nero. Il nero vuole giocare a Rocco e poi possibilmente D6, alfiere C5. Poi il bianco arroccato, Rocco H3, una mossa che va di moda, molto interessante. A questo punto Anand ha giocato alfiere per C3, è una delle tre mosse più forti. A me non piace molto perché cede la coppia degli alfieri e neanche a Carlsen. Obiettivamente pari, doppi pedoni bianchi ma cede la coppia degli alfieri, ma il bianco può giocare bene con la coppia degli alfieri e creare problemi al nero. Probabilmente si può giocare alfiere C5 per riciclare l'alfiere su questa diagonale, continuare poi con D6, e il bianco ha giocato con successo questo piano di torre 1 e su D6 alfiere 3, su alfiere per E3, torre per E3, poi il bianco potrà raddoppiare i pezzi contro D6, potrà manovrare la torre, potrebbe avere un leggero vantaggio. È stata giocata anche D6, che è una delle migliori, dopodiché il bianco ha provato cavallo A4 per giocare a 3B4, alfiere 3 ed espandersi, e dopo D5 ci sono complicazioni interessantissime, ma questa è una piccola digressione teorica che non ha nulla a che fare con la partita. In partita è stata giocata alfiere per C3, B per C3, e ora vedremo come continua qua il gioco. Nero ha giocato D6, giocando D6 nero potrebbe voler giocare C5. Ora qua ci sono due mosse per fare pressione contro il nero, una è giocare F4, provare ad aprire il gioco, e l'altra è quella giocata da Carlsen, che è C5, interessantissima, un sacrificio puramente posizionale. Dopo di per C5 nero ha un pedone in più, ma i pedoni doppiati isolati, ok, anche il bianco ha i pedoni isolati, ma il punto è che il bianco ha la coppia degli alfieri. Qua Carlsen gioca F4, vuole attaccare, il bianco pensa che il suo alfiere campo scuro sarà molto forte. Su per F4, alfiere per F4, il bianco è molto attivo. Nero ha giocato C4, l'idea è che su alfiere per C4 seguirebbe cavallo per E4, quindi per questo il nero ha giocato C4. Ovviamente Carlsen non vuole cambiare il suo pedone centrale per un pedone doppiato, isolato, quindi alfiere C2, mantenendo la difesa. Ecco, e ora qua Anand si rifugia nel finale. Forse era meglio mantenere le donne, ma il bianco avrebbe giocato donne 1, sempre mettendo i pezzi sulle case scure. Ora è difficile per il nero, se il nero mantiene la tensione con mosse come torre 8, che alfiere 6 proprio se la tira, F5, cioè vuole proprio venire schiacciato, alfiere 6. Su torre 8 comunque F5, no? Poi magari G4, inizia addirittura un pawn storm nell'ala di donna, che creerebbe grandi problemi al nero, e forse si poteva prendere, ma dopo alfiere per F4 Carlsen starebbe comunque molto bene, potrebbe giocare, non so, anche alfiere 3 di 4 o alfiere G3, preparare con calma E5 donne 4, avrebbe comunque un ottimo gioco per via della sua coppia degli alfieri che compensa ampiamente il pedone in meno. Ok, detto questo, Anand ha preso in D1, torre per D1, dopo per F4, e per F4 è stata giocata anche per evitare F per E5, F5, alfiere per F4 e alfiere 6.
difendendo il pedone, e ora il nero ha un pedone in più, però tutti questi pedoni sono deboli, più che altro la coppia degli alfieri è forte. Questo alfiere controlla, per esempio non può andare in B8, ma impedisce alle torri nere di impossessarsi della colonna B. Per questo torre B1, la torre potrà attivarsi in B7, magari in B4, nero ha giocato H6 per farsi un buco per il re, A4, magari il pedone vuole avanzare oltre, no? A5 per impedire che il bianco guadagni ulteriore spazio, torre B7. Anche torre B6 in un futuro può essere un'idea. Torre B7, cavallo H5, alfiere E3 ha giocato Carlsen. Carlsen mantiene la pressione, sta sempre un po' meglio. Alfiere C7 per pressare, A5 era un'altra idea. Che alfiere 3 è stata giocata, G5 per giocare cavallo F4. Il nero ha bisogno, no, di creare avamposti per il suo cavallo, e il bianco centralizza il re. L'attività del re è uno dei fattori tecnici più importanti del finale, secondo me uno dei fattori tecnici principali, e Carlsen, che è un grande finalista, lo sa bene. Ecco, il nero ad avere un gioco già molto difficile, il bianco può attivare i suoi pezzi, attaccare le debolezze nere, il nero gioca a cavallo F4, vuole attivare il cavallo, anche ridando il pedone in meno, e Carlsen decide di riprenderlo subito e giocare F3. Il nero è vicino alla parità, ma non pareggia mai completamente, perché ora il bianco potrà, diciamo, ristabilire la parità di materiali, i pezzi un po' più attivi. È vero che il pedone A4 è fissato su casella bianca, ma anche questi pedoni sono deboli. Una volta che cade F4 il bianco ha un 3 contro 2 direi il 3 contro 2 che sarà vincente alla lunga, come vedremo. Il nero ha giocato torre F8, torre B1 per prendere la colonna, torre per D1, torre per D1, torre B8 per prendere questa colonna, re per F4, torre B2. Il nero entra, ma a Carlsen non interessa, torre C1. La torre nera è più attiva, ma il punto è che non può guadagnare pedoni, perché A4 è difeso, C3 anche viene attaccato da A3, ma sarà ben difendibile. Il bianco può attivare il suo re, attaccare C6, fare pressione su C4. In più il bianco potrebbe spingere, no, la sua maggioranza e provare a creare un pedone passato. Re F8, re E5, anche il nero deve attivare il re D6. Ora sarebbe bello per il nero giocare C5 schiacciando il re bianco, ma ahimè E5, no? E il bianco inizia adesso a spingere la sua struttura. Un'altra idea potrebbe essere re C5. Ora la posizione nera inizia a essere difficile, perché è vero che questo alfiere impedisce ulteriori spinte, ma il bianco giocherà re C5 appunto, attaccando questo pedone, e su alfiere D7 cadrà C4, su alfiere D5 H4 si diventerà possibile. Alfiere D5 subito, ora il bianco non perde nemmeno tempo con re C5, gioca subito H4. L'idea potrebbe essere proprio creare un pedone passato letteralmente, o giocare G5, HP e HP. Re F8, re C5. Si fa pressione su entrambi i pedoni che sono deboli, e magari il re potrebbe entrare in D6 attivandosi ulteriormente. Re G7, re D6, il re è molto attivo. Nero gioca torre A2, ma ho detto che il nero non ha grandi obiettivi, e ora G5. Il nero prende, H per G5. Ecco, ora la posizione nera è problematica. Perché è problematica la posizione nera? Perché diciamo che il bianco ha una maggioranza, anche il nero ha una maggioranza nell'ala di donna, ma i pedoni doppiati isolati che non possono proprio mai andare a donna. E il bianco invece ha un 2 contro 1. Il bianco ha l'idea di sacrificare uno dei due pedoni per rendere l'altro passato. E il pedone su G6, F per G6 e 6 in alcuni casi il pedone può andare a donna, e magari il nero dovrebbe perdere un pezzo o una torre su quel pedone lì. Il nero allora decide di attaccare tutti i pedoni bianchi. L'idea del nero è catturare quanti più pedoni possibili. Ecco, alfiere F5, il bianco sceglie di difendere C3, il nero prende A4, e l'idea del nero quale sarà? Catturare tutti i pedoni se si può. La torre dovrà spostarsi prima o poi, e se il bianco si crea il pedone passato, sacrificare l'alfiere sull'ultimo pedone e pareggiare. Peccato che le cose non siano così semplici. G6 punto esclamativo, F per G6, bisogna sbarazzarsi del pedone. Torre G1, Carlsen non sacrifica il pedone, lo riprende. A questo punto torre A3 per prendere C3, torre per G6, re F7. Carlsen ha ottenuto il suo piano, ma qual era l'idea di Anand? L'idea di Anand è che se ora Carlsen continua con E6,
alfiere per E6 due punti esclamativi, e dopo torre per E6 torre per C3 tutti i pedoni del bianco sono caduti, il nero ha 3 pedoni per il pezzo, ma non è tanto il numero di pedoni, perché tutti questi pedoni cadranno uno a uno presto, non so, cadrà C6, poi cadrà il pedone A. Il problema è che anche se tutti questi pedoni cadono è patta teorica, ed è abbastanza facile fare patta teorica se il bianco ha studiato questo finale, cioè se il nero ha studiato questo finale, difendersi con re torre contro re torre alfiere è facile. Recentemente in un torneo giocando contro un altro grande maestro, Larigno, era un torneo blitz e ero rimasto con pochi secondi, avevo la torre, ho difeso molto facile, cioè, con l'incremento di 2 secondi ogni mossa è molto facile, sono un paio di metodi per difendere re torre contro re. Sicuramente sicuramente Anand sa difenderlo, e Carlsen sa che Anand lo sa difendere, quindi non ci prova nemmeno, ma gioca un altro. E quindi come fa a vincere Carlsen se non può vincere con E6? Crea una rete di matto, torre F6, ecco l'idea diabolica di Carlsen. Su re E8, alfiere G6, alfiere F7 che non dà l'alfiere sul pedone e perde, no? Perché poi il pedone promuove, e su re D8 matto. Il re va in G7, re E7, restringendo la mobilità del re nero. A questo punto si vuole creare un attacco devastante contro il re nero, e di fatto, visto che ci sono proprio idee di creare minacce decisive, torre B3 deve giocare Anand per provare a difendersi. Su torre per C3 penso che avrebbe vinto torre G6, e su re H8 penso che avrebbe vinto qua, per esempio. Allora su torre H6 sarebbe solo una ripetizione, penso che re F8, no, vince in modo imparabile, no, perché torre H6 è imparabile, cioè torre H3 ma impresa e non ci sono difese. Sul alfiere G8 scacco, cade la torre. Nero non ha difese, non ha scacchi contro il re bianco, non può, la torre in C3 sta male, non ha tempo, può minacciare scacco ma prende matto. Quindi in poche parole torre per C3 perde, torre B3 per dare scacco. A questo punto torre G6, re H8 ed E6. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Fantastica. Questo è il pedone che vincerà. Il nero ha vari pedoni, ma il bianco ha il pedone. Ora, se si prova di nuovo a dare i pezzi, no, e per prendere tutti i pedoni bianchi, il bianco giocare F7 da matto imparabile. Torre G8 matto. Su re H7 si potrebbe guadagnare la torre con la scoperta, o si potrebbe dare matto, scacco di scoperta e matto. Brillante, no? A4 ha provato Anand, disperazione. Re F6 fortissimo, si può diciamo mobilitare il pedone o si creano attacchi da matto, come vedremo. A3, ora anche il pedone nero sta correndo, ma ormai il re nero in una rete di matto. Torre H6 punto esclamativo, re G8, alfiere H7. Ora su re F8 si vince con E7 e il pedone finalmente promuove con vantaggio decisivo. Re H8, e qua diciamo che se l'alfiere viene da dove è venuto è solo patta, ma l'alfiere va in G6, il mulinello. Su re G8, alfiere F7, e qua Anand abbandona la mossa 49, perché dopo re F8 potrebbero seguire tanto E7 con scacco matto come torre H8 con matto. Una partita spettacolare e una meraviglia tecnica da parte di Carlsen, che sconfigge un ex campione del mondo, comunque un avversario fortissimo, e dando un pedone per avere la coppia degli alfieri. Ci vediamo presto con altre partite commentate interessanti.